invitiamo i visitatori ad uscire dalle stalle, questo per... genealogico delle 3 razze autoctone sarde, la sardo-bruna, di cui oggi abbiamo la prima mostra regionale, la sarda e anche la sardo-monica. Sono i maschi che hanno un'età compresa da 8 a 12 mesi, c'è il numero prima in attesa del giudizio da parte del giudice. Io vorrei fare un applauso perché questi soggetti ovviamente non sono abituati a calcare il ring, no? Come potrebbero essere anche, ma si stanno comportando egregiamente, quindi complimenti agli animali, ma soprattutto complimenti agli allevatori che li hanno ben dressati, quindi complimenti. Al primo posto ho scelto il vitello numero 2, quello al numero 2 ha gli appiombi più buoni rispetto al numero 3, anche come convessità della naffica, una buona convessità e anche lunghezza della naffica il numero 2. La convessità è più accentuata anche nel numero 3, però è più corta all'annata. Nel resto sono... Mentre il numero 2 ha anche, come il colore del mantello, più conforme allo standard di razza. Stanno per entrare nel ring, categoria 5, femmine da 8 a 12 mesi di età. No, io vergognato, ho detto che non male, sono pagato male. Per la categoria numero 5 ho individuato classificati. Il terzo ho inserito la numero 11, ha una buona quantità della naffica
ma le altre due saranno un po' più accentuate dalle altre. Come 2 inserito la numero 9 e numero 1 la numero 8, essendo più piccola di stazza ma di formazione, ha una buona conformazione per secondo lo standard durale. Sarà una vacca bassa però larga. Allora siamo alla categoria 5, sono le femmine da 8 a 12 mesi di età. Categoria 6, femmine da 12 a 18 mesi. Categoria il secondo classificato, il numero 13. Vince la numero 12, avendo anche 2 mesi di differenza rispetto alla numero 13, ma anche una buona propensione a produzione della carne rispetto alla numero 13, una complessità della nascita molto più accentuata. La numero 13 ha degli appiumbi molto migliori della 12, e il resto sono dei Probabilmente ci saranno state nel passato altre edizioni di queste mostre. Questa però è la prima mostra che noi come Anacri organizziamo da quando gestiamo il libro genealogico di questa razza, ovvero dal 2019. La gestiamo insieme con le nostre razze storiche, la Limousin e la Charolais, ma anche con altre razze autoctone, in particolare con altre 2 razze oltre la sardo-brona della regione Sardegna, la razza sarda e la razza sardo-modicana. Allora nel ring sono i soggetti della categoria 8, sono le femmine da 7, sono le femmine da 18 a 24 mesi. Per la categoria 18-24 mesi abbiamo 3 esemplari molto belli. Al terzo posto ho messo la numero 17, mentre al numero 2 la numero 18 e al numero 1 come numero 16, essendo anche la più giovane di età rispetto alle altre 2, ma presenta la larghezza al posteriore superiore alle altre e anche la larghezza al dorso, convessità della nattica molto buona e anche come a piumbi non sono male, sono simili. Categoria 7 sono le femmine da 18 a 24 mesi.
Categoria 8 sono le femmine da 24 a 36 mesi di età. I numeri di catalogo vengono assegnati nell'ambito della categoria dall'animale più giovane all'animale più anziano. Quindi in questa categoria la 19 è l'animale più giovane, 26 mesi e 20 giorni, la numero 22 la più anziana, 29 mesi e 15 giorni di età. Categoria 8 femmine 24 36 mesi, la numero 19 di catalogo. Nella categoria numero 8, femmine da 24 a 36 mesi, abbiamo animale numero 3, a terza posizione il numero 21, mentre al secondo posto la numero 19 e al primo posto la numero 22. Qua abbiamo una via di mezzo, la numero 2 che è la 19, non ha molta carne, però rispetto alle altre due è un animale più robusto. Avrebbe meritato anche il primo posto, però come carne ho preferito la numero 22. Categoria 8 sono le femmine da 24 a 36 mesi. Con questa categoria si concludono i lavori della mattinata della prima mostra regionale del bovino di razza sardo-bruna. Ricominceremo nel pomeriggio alle ore 15:30 con la categoria delle femmine, quindi delle vacche adulte, e poi con la categoria delle vacche adulte con vitello al seguito.